buonasera. Da Sicilia 24 questi titoli. A Catania commemora le stragi di Capaci e Via D'Amelio con la scalinata della legalità. A Palazzo di Giustizia l'immagine di Falcone e Borsellino realizzata dagli studenti ricorderà fino al 19 luglio l'importanza della lotta alla mafia. Droga a fiumi nell'asse tra Germania e Sicilia, raffica di arresti anche a Palermo, Caltanissetta ed Enna. 100 giorni per smaltire le liste d'attesa a Messina. Dopo l'ultimatum della regione, l'ASP vara un piano straordinario per evadere le 15.000 prenotazioni raggiunte. Agrigento grida all'emergenza idrica. L'ultima protesta dei cittadini esasperati sarà seguita da un'altra manifestazione che coinvolgerà tutte le zone della prossima capitale italiana della cultura. Catania ha firmato il protocollo con le ferrovie che prevede l'interramento dei binari sopra gli archi della Marina. Entro il 2030 l'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina. Calcio, Cianci stende l'Avellino e lancia il Catania nell'andata dei quarti dei play-off. Sabato al Partenio i rossazzurri possono contare su 2 risultati su 3. Bentrovati a Catania anche quest'anno per ricordare le stragi di Capaci e Via D'Amelio, la realizzazione della scalinata della legalità con i volti dei magistrati Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia per 57 giorni, dunque dal 23 maggio fino al 19 luglio, la strage appunto di Via D'Amelio. La scalinata ricorderà l'importanza della lotta alla mafia. Adelaide Barbagallo. Gradino dopo gradino al Palazzo di Giustizia di Catania prende forma la scalinata della legalità per ricordare il sacrificio dei magistrati Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia. A realizzarla da 8 anni a questa parte il liceo artistico Emilio Greco. Dal 23 maggio, data della strage di Capaci, sino al 19 luglio, giorno dell'eccidio di Via D'Amelio, per 57 giorni sarà questo a Catania il monito per non dimenticare i valori della giustizia e dell'impegno nel lottare la mafia. Per Chiara è il suo 5° anno. È sempre stato un qualcosa che mi ha sempre legato sia al concetto di legalità al mio territorio e anche molto alle persone con cui ho lavorato, ai miei amici, ai miei compagni, ed è stato sempre un crescendo. Un lavoro corale. C'è la sinergia di tutto il personale. Docenti, collaboratori scolastici e anche assistenti tecnici. Ogni anno è un appuntamento fisso e noi siamo stimolati perché i ragazzi sono sempre nuovi, perché la scalinata va rifatta ogni anno e quindi noi aggiungiamo ai ragazzi un'informazione che è utile, fondamentale e deve restare nella memoria. A Palazzo di Giustizia anche il presidente e la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania, per il quale è rischioso l'attacco e il tentativo di delegittimazione che da anni subisce la magistratura. Certe polemiche sta il fatto che si vedono sempre quando, anziché fare i processi che servono alla società, si cominciano a toccare determinati livelli che si vorrebbe, non dico immuni, ma con delle corsie preferenziali, e così si vedono tante cose, le misure che si ritengono orologeria invece non lo sono, perché i tempi della giustizia sono quelli che sono per tutti. Falcone e Borsellino, tenaci difensori di legalità e di contrasto alla mafia, in questa scalinata continuano a ricordarci il loro sacrificio. Tra i 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio ci sono ancora troppi segreti. A parlare è la presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, a Catania oggi per la firma del protocollo Liberi di Scegliere. Sentiamo Luca Ciliberti. Abbiamo ragazzi che ricordano ancora Nitto Santapaola o abbiamo questi cantanti neomelodici che dileggiano le istituzioni e inneggiano alla criminalità organizzata, alla violenza. Bisogna parlarne. Come? Rompere con la prospettiva familiare e il contagio criminale sono sempre di più le donne e i minorenni che vogliono fuggire dai clan per cercare un futuro diverso nella legalità, uscendo dal contesto mafioso, restando appunto liberi di scegliere. Credo che una
una legislazione antimafia come la nostra, che da sempre è stata copiata e che in alcune casi ha fatto scelte visionarie come quelle sui collaboratori di giustizia, in questa fase debba fare un'altra scelta visionaria, e quella scelta visionaria è dare una legge alle donne che per un disperato amore decidono di abbandonare le famiglie mafiose per salvare i propri figli. Oggi a Catania è stato firmato il protocollo distrettuale di attuazione dell'articolo 7 del decreto Caivano, proprio alla vigilia della giornata della legalità in ricordo di Falcone e Borsellino. Quali sono le criticità da risolvere per attuarlo? Innanzitutto un problema finanziario, la necessità di sostenere economicamente le collocazioni fuori territorio dei minori che hanno bisogno di poter essere aiutati a scegliere il loro percorso di vita. Ma sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio restano ancora tanti dubbi. Abbiamo iniziato un lavoro di approfondimento sulla strage di Via D'Amelio e lo stiamo facendo perché secondo me proprio i 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio hanno ancora troppi segreti. A Catania per la firma anche il procuratore generale antimafia Giovanni Melillo. Quel protocollo e le linee guida ci richiamano alla serietà di un impegno faticoso perché quotidiano, difficile perché silenzioso, ma importante perché operoso. Un immobile confiscato alla mafia e trasferito al patrimonio del comune di Carini, siamo in provincia di Palermo, ospiterà un centro per le vittime di violenza. La Finestra della Legalità, questo è il nome, sarà affidato in concessione a titolo gratuito per 10 anni. Nell'immobile ci saranno sale per le terapie, i colloqui, una cucina, 3 bagni, 4 camere da letto e una terrazza. Chi interessato potrà presentare domanda di partecipazione fino al 19 giugno. E una operazione importante oggi, droga a fiumi, viaggiava tra la Germania e la Sicilia, 41 gli arresti tra Palermo, Caltanissetta, Enna e appunto la Germania. Ma sentiamo Tonino De Mana. 26 arresti a Palermo, 15 nel Nisseno. Polizia e carabinieri assestano un altro duro colpo alle organizzazioni criminali che smerciano droga, spesso proveniente dal Sud America. Squadra mobile SCO, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Maurizio De Lucia, si sono infiltrati nei fortini della droga a Sperone e Brancaccio, eseguendo 26 ordinanze, 21 in carcere, 5 ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Sarebbero stati accertati anche gli interessi di Cosa Nostra sulla distribuzione dei guadagni provenienti dall'attività illecita. Numerose le perquisizioni effettuate che hanno permesso di individuare pusher e vedette. E 15 persone sono state arrestate nell'operazione denominata Albana, che ha visto impegnati i carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la droga arrivava dalla Germania a Barrafranca tramite emigranti ennesi che vivono all'estero. Nell'ambito dell'inchiesta, la DDA di Caltanissetta ha disposto perquisizioni anche a Colonia grazie alla cooperazione internazionale sotto l'egida dell'Europol. 3 anni prima, a Monaco di Baviera, il figlio di uno degli attuali indagati era stato trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Dalle intercettazioni sarebbe emerso uno stretto collegamento con altri elementi di spicco legati alla criminalità organizzata di Ognina e Picanello a Catania. La Procura di Milano ha smantellato una rete criminale guidata dal boss della mafia turca Baris Boyun, uno degli uomini più ricercati da Ankara. 18 gli arresti in tutta Italia, eseguiti anche dalla squadra mobile di Catania. Boyun, da un'abitazione di Crotone dove era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, continuava a dirigere e coordinare la sua organizzazione che agiva in tutta Europa e progettava anche attentati nel suo paese. Noi voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo della situazione gravissima delle liste d'attesa a Messina. Per questo è scattato dall'ASP un piano speciale, il cosiddetto piano dei 100 giorni, per cercare di smaltire tutte le prenotazioni di visite ma anche di interventi. Sentiamo Francesco Triolo. 15.000 utenti in provincia di Messina in lista d'attesa per una prestazione sanitaria. Così l'ASP, dopo gli ultimatum della Regione Sicilia che ha minacciato il licenziamento dei manager, corre ai ripari e vara il piano dei 100 giorni entro cui smaltire tutto l'arretrato, un piano straordinario da 3 milioni di euro che prevede l'abbattimento delle liste d'attesa e delle operazioni chirurgiche.
partono prioritariamente dall'abbattimento delle prescrizioni urgenti e brevi, che sono circa un 180 e che ci permetteranno in tempi brevi già di arrivare ai primi di giugno con l'abbattimento intanto di questi che sono di queste prestazioni che richiedono carattere di urgenza. Si inizierà quindi dalle 185 prestazioni urgenti in attesa che hanno priorità assoluta. Ci sono poi 5.500 prestazioni chirurgiche che riguardano ortopedia e otorino che costituiscono la seconda priorità. Per velocizzare saranno assunti altri medici, ma intanto si procederà con lo straordinario, 100 euro lordi in più all'ora ai medici. Saremo nelle condizioni di abbattere le liste di attesa arretrate che costano di circa 15.000 prestazioni fra ricoveri e prestazioni ambulatoriali. Faremo in modo che i nostri medici e i nostri infermieri possano darci una mano insieme al privato e alla medicina convenzionata, perché questo piano dei 100 giorni ha necessità di tutti. Per gli interventi chirurgici l'obiettivo è abbatterli entro l'estate, riprogrammazione che ha predisposto anche il Policlinico sia per gli interventi chirurgici sia per l'attività ambulatoriale, con visite aggiuntive dal lunedì al venerdì, ma anche nel weekend. È sempre più emergenza idrica ad Agrigento e la città tutta si ribella. Infatti, dopo l'ultima manifestazione, i cittadini sono esasperati ma sono pronti ad organizzare un sit-in ancora più ampio. Sentiamo Davide Sardo. Una parte della cittadinanza di Agrigento ha smentito la narrativa storica di essere apatica, silenziosa, rassegnata, passiva. La manifestazione di ieri contro la crisi idrica nel centro storico innanzi al municipio è stata partecipata e condivisa da tanti. Il problema è stato lanciato alla ribalta dell'opinione pubblica. Se ne è discusso ed è già un traguardo. Tuttavia ieri sarebbe stato solo un collaudo, perché altre manifestazioni dello stesso genere saranno organizzate a breve e saranno ancora più partecipate, perché tanti altri cittadini hanno deciso di alzarsi dalla sedia e uscire di casa per rivendicare un proprio sacrosanto diritto primario, l'acqua. E lo slogan delle prossime mobilitazioni sarà: il tempo delle chiacchiere è finito. Mio marito va e viene da Bonamorone a riempire pure i bidoni, cioè dico nel 2024, e poi parliamo di capitale della cultura. Io sinceramente mi vergognerei a dire che a breve saremo capitale della cultura. Adesso che arriva il caldo e quindi c'è più bisogno di igiene, soprattutto per chi ha anziani a casa. Ci sono i miei genitori anziani, mio padre è allettato e c'è bisogno sicuramente di più acqua. Di una mala gestione di tante cose, sicuramente il fatto che non ci sia acqua nelle nostre case. È una condizione inumana, è una condizione che rende Agrigento, per quanto bella sia, ma la rende veramente brutta. Allarme legionella a Palermo. Sono stati chiusi 3 plessi del liceo scientifico Galilei. Con una circolare la dirigente scolastica ha avvisato sulla presenza del batterio nelle condotte idriche dell'istituto. Marco Gullà. Il liceo, come vediamo, è chiuso da ieri. Siamo al liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo e da ieri questa scuola è chiusa. La dirigente scolastica ha avvertito con una circolare della presenza di tracce di legionella nelle condotte idriche della sede centrale di via Danimarca e nei plessi distaccati di via delle Ferrovie e viale Strasburgo. Porte chiuse quindi e nessun alunno presente. L'allarme ha ovviamente messo in apprensione studenti e professori. La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi, che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite. Può anche causare la morte. Considerato che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l'uso dell'acqua nei plessi, è stata disposta, si legge nella circolare, quale misura precauzionale e compensativa, l'immediata sospensione dell'attività didattica. Probabile che la scuola riapra la prossima settimana. Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, erano stati chiusi al pubblico gli uffici del comando della Polizia Municipale di via Ugo La Malfa, non distante dai 3 plessi scolastici del Galilei. Dopo un intervento sugli impianti idrici, il comando aveva ripreso le attività ordinarie.
Il mare a Catania sarà restituito alla città con lunghi tratti della ferrovia che verranno interrati partendo dai binari sopra gli archi della Marina. Palazzo degli Elefanti, oggi la firma per la realizzazione di una serie di opere per realizzare entro il 2030 l'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina. Il servizio. Sugli archi della Marina a Catania passano i treni, ma non sarà più così. Più volte annunciato, diventerà realtà l'interramento dei binari per restituire il fronte mare alla città. Sarà il primo dei progetti che verranno realizzati. A Palazzo degli Elefanti, nero su bianco, la firma di un'intesa tra amministrazione, FS e Rete Ferroviaria Italiana per una serie di interventi con Catania che diventa nodo principale dell'alta velocità per quanto riguarda i collegamenti ferroviari con Palermo e Messina. Progetti che ci fanno immaginare la città che sarà. Non solo l'interramento della tratta Quicella-Bicocca, utile anche per raggiungere l'aeroporto. In piazza Alcalà ci sarà la fermata Duomo, proprio in centro città. In piazza Europa verranno dismessi il deposito e le ex officine ferroviarie per progetti di rigenerazione urbana. Tutta quanta l'area a ridosso di piazza Europa, voi immaginate cosa significherà privare tutta quell'area dei binari e pertanto restituirla alla città. Immaginerei un bel parco urbano che va a degradare sul Caito. Nello stesso tempo quelle aree preesistenti potrebbero anche diventare aree da valorizzare in chiave turistica attraverso poi un'intesa che dovrà essere trovata con il Comune di Catania. Previsto anche l'interramento della stazione di Catania Centrale. L'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina favorirà anche il trasporto delle merci che potranno viaggiare in treno. Abbiamo alcune opere finanziate, altre dovranno essere finanziate. Insieme al Comune, alle Regioni e al Governo lavoreremo perché questo accada. Opere di lungo respiro con fine dei lavori previsto per il 2030. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco con un'intervista a Ninni Bruschetta. Seconda parte di Sicilia 24 questa mattina. Buongiorno Sicilia. Ninni Bruschetta ha presentato il suo romanzo La scuola del silenzio. Per l'attore e scrittore molto spesso il siciliano sottovaluta tutto il bello che l'isola contiene e dice: siamo portati a guardare fuori senza vedere le nostre eccellenze. Sentiamo uno stralcio. Le eccellenze di cui noi siamo, io ricordo sempre quando parlo che a parte Dario Fogli gli ultimi premi Nobel della letteratura vengono dalla Sicilia. Noi abbiamo questo vizio appunto di vedere fuori come se fosse il meglio e dentro, cioè invece dentro questo paradiso ci sono anche tutta una serie di eccellenze in ogni campo e tante volte noi facciamo invece delle deviazioni verso un'esterofilia che ci impoverisce. Ma quanto è stato importante, adesso andiamo sul personale, la sicilianità che è in te poi per raggiungere determinati obiettivi? Ma quello è stato, diciamo che io ne ho fatto anche un marketing, perché, ma non certo per le cose di grande successo, che poi sono state una conseguenza, ma per come ho iniziato a lavorare. Io avevo una grande paura di andare a Roma senza avere, perché a quei tempi bisognava, non è che te ne andavi dalla Sicilia perché non ne potevi più, te ne andavi perché volevi fare l'attore o il regista, perché non si poteva, oggi si può. Si torna a parlare del redditometro ripristinato per stanare gli evasori fiscali con case, cavalli, auto di lusso. Per la Presidente del Consiglio non è un grande fratello, ma cosa ne pensano i siciliani, anzi i catanesi in particolare? Lo ha chiesto a loro Desiree Ferlito. Come l'ha comprata questa moto? Io sono un imprenditore. Un imprenditore, quindi tutto dichiarato? Tutto dichiarato, sì, sono il titolare di un'azienda. Dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche, moto o accessori di lusso. Il fisco italiano ha deciso di tornare a indagare le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi. Ma guardi, oggi siamo sotto la lente del Grande Fratello in tutto, quindi questo ci mancava. Forse era quella che meno speravamo che arrivasse. È arrivata, dobbiamo affrontarla. Sarà infatti possibile un nuovo utilizzo del redditometro, strumento sospeso nel 2018 che serve a verificare se le spese di una persona sono in linea con il suo reddito dichiarato. Una persona può camminare come anche con una Ferrari. Che senso ha il fisco o non fisco? Ma loro li controllano? Ai capi li controllano?
No. In Sicilia e in Italia il redditometro lascia oggi il tempo che trova, perché sappiamo benissimo che qualora ci sono delle famiglie che vogliono bypassare quelli che sono i controlli delle istituzioni, trovano il modo. Se l'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dal fisco è di almeno un quinto, il contribuente dovrà giustificare la propria posizione in un contraddittorio. Il fisco non deve indagare perché in uno Stato democratico e civile, va bene, gli italiani pagano le tasse normalmente ed è tutto tracciato. Che motivo c'è di andare a indagare? Il decreto proposto dal vice ministro all'economia Maurizio Leo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio divide anche la maggioranza, contrari Lega e Fratelli d'Italia. Mai nessun grande fratello fiscale sarà introdotto da questo governo, serve solo a tutelare i contribuenti, ribadisce il premier Meloni, ma non tutti sembrano preoccuparsene. Non me ne frega niente. Non gliene frega niente, ma favorevole o contrario? Non me ne frega niente. Vabbè, non gliene frega niente. Ci fermiamo ancora e nell'ultima parte del nostro telegiornale ci occuperemo del calcio del Catania, tra poco. Ci occupiamo in chiusura del Catania, il gol di Cianci lancia il Catania nell'andata dei quarti dei play-off con l'Avellino. Adesso i rossazzurri possono contare su 2 risultati su 3 nel ritorno al Partenio. Sentiamo Marco Carli. Il Catania ci crede dopo la partita di andata con l'Avellino. Zeoli l'ha chiamato sogno. La vittoria contro gli Irpini ha dato linfa alla speranza perché i favoriti per il passaggio del turno erano i campani e magari con qualche segno percentuale in meno lo sono anche dopo il successo rossazzurro del Massimino. Ma adesso hanno anche il peso psicologico. Al Partenio devono vincere e non è dato da poco, mentre i tifosi del Catania possono crederci come tutta la squadra. Non sembra, però sono contento perché dare queste risposte alla nostra gente, farle sognare per altri 4 giorni per me è importante, ce n'è bisogno. Quando una squadra va oltre e mette il cuore, va oltre difficoltà. Il merito va a tutto il gruppo, all'avvio giocato con convinzione contro la squadra che è arrivata seconda al termine della stagione regolare. All'aver trovato, quando la partita sembrava incanalata sullo 0-0, lo spunto vincente, con l'uomo del momento, Pietro Cianci, 5 gol nelle ultime 6 partite della stagione regolare e prima rete importantissima nei playoff, aggancio, tiro di sinistro e palla nell'angolo. Tutto semplice all'apparenza, ma che appunto appare facile quando il periodo è positivo. A questo si aggrappa fortemente il Catania, avere un bomber che funziona è determinante, così come una difesa solida, il cui uomo simbolo al momento è Quaini, irreprensibile anche contro Patierno e compagni. A centrocampo serve il guizzo in più in fase di costruzione, ma c'è anche gente come Welbeck che fa da frangiflutti e comunque riesce ad innescare Cianci nell'azione dell'1-0. Adesso testa al Partenio, sarà gara da episodi, magari non come al Massimino quando il VAR è diventato protagonista dopo un minuto cancellando l'espulsione di Cancellotti. Certamente sabato sarà una gara tesa e vibrante, ma adesso il Catania ha messo pressione all'Avellino, quello che serviva. E prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Corner, puntata ovviamente tutta dedicata al Catania, come avete sentito nel servizio di Marco Carli, con la testa al Partenio. Una puntata decisamente interessante quella di stasera. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.